sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Filomena! Dove? Sei tornato da me? Sì, ma solo per poco, Filomena. Domani parto per Londra. Tu sai, Filomena, gli affari, i cavalli. Già, gli affari, Già. i viaggi, i cavalli. Già. Già. Ma stasera non pensiamo i cavalli, le corse, gli affari, Filomena. Stasera mi pensato solamente a noi. Filomena, facciamo bere che ci vuole bene. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non pensar. Parlami d'amore, Mario, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sulla tua cuore non soffro più. Parlami d'amore. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non pensar. Pazz! Cento volte, 1000 volte pazzo! Facile, tanto bene, che facile? Chi sono non mi niente, Alfredo? Io mi avessi a mettere andando allo specchio e non mi avessi a stare mai e mi sputa in faccia. Vicino a te hai gettato 25 anni nella vita mia. 25 anni di salute, di forza, di cervello, di gioventù. E che ha tua? Che ha dato a Domenico Soriano? Pure adesso sta pelle che non avete fatto quello che avete voluto. Tutti hanno fatto quello che hanno voluto. Mentre tu credevi in Gesù Cristo sceso in terra, tutti facevano quello che volevano nella pelle tua. Tu, Vico, quartiere, Napoli, Puglia. Tutti mi hanno pigliato per fesso, sempre. Ma io non ci posso pensare. E già me l'avevo aspettato. Solamente una femmina come te poteva arrivare dove sei arrivata tu. Non ti potevi smentire. 25 anni non ti potevano cagnare. Ma non ti credere che hai vinciuto il punto. Il punto non l'hai vinciuto. I da Cina e ti pava 3 soldi. La femmina come te tanto si pava 3 soldi. E a tutti quelli che ti hanno dato la mano, meno, con prenda, sti lui schifoso che l'ha giurato a mangiare per 80 anni, va a girare tutto quanto. Ora vuole, la tua ora.
E portai tutti e due dall'armiere per fare polizia come dicesse lui, don Domingo. Mi ricetti, eh? E quando la cosa ci e quando me l'hanno fatta dicere a forza, ma mi è venuto, io mi passaggio capito, mi sono sciatata. Tu te ne vai. E se non te ne vai che i veri due veramente morti e sciaccatiti. Non ci sta legge, non ci sta Padre Eterno piegato Domenico Soriano, attacca i favos a tutti quanti, vi faccio andare in galera. E Renare e Tengo, fino a ballamma, ti faccio ballare come Richino. Quando hanno saputo tu chi sei stato, in coppa a quale casa ti venite a pigliare, vanno a ragione per forza. E ti distruggo, figlio mio, ti distruggo. E Fernuto, e a rischere niente di più. State zitto, non parlare, non mi finite sempre. Quando ti giretti tutto quello che tengo accanto a poi, tu guardi più in faccia e a voce mia non senti più. Ma la femmina si stata e tale si è rimasta. E c'è bisogno di dire così, come lo dici tu. Ma perché non lo sanno tutto quanto che io sono stata in coppa a Dosteli. Però a Dosteli ci veniva tu, insieme all'altro. E come all'altro ti ha trattato. Perché ti aveva trattato in altra maniera a te. Non sono tutte uguali all'uomo. Quello che ho fatto me lo piango io nella mia coscienza. Molto sono moglie e a casa non mi smuovono manco i carabinieri. Moglie, ma dove stai strano i numeri stasera? Moglie a chi? Figlio mio, a chi ti sei sposata? A te. A me, ma tu sei pazzo. L'inganno è palese, dai che testimone. Non faccio niente. Io so solo che donna Filomena si è coricata, si è aggravata e si è messa in agonia. Niente mai e niente a giocare. Si capisce, mi capito quando lo vedo pure. E tu nemmeno sapevi, tu nemmeno sapevi che l'agonia era una finzione. Amore della Madonna, don Domingo. Poi ho sapito, donna Filomena mi dà un colpo insomma, faceva come la convinzione a me. E il prete, chi mi ha detto di chiamarlo? Non me l'avete detto voi? E perché sto cercando? Ehi, ma fa con te? Che non ti pareva vero che io me ne avevo allato pure. Non ci stai prendendo panno pensando che finalmente mi te lavava torno. Bravo, l'hai capito. E quando o prete troppo che aveva parlato con te mi dice sposateli in extremis, povera donna, in fondo è il suo unico desiderio. Perfezionato questo vincolo con la benedizione del Signore, dice vabbè. Tanto che sapete, che le questioni non pare loro è malevato. È rimasto male Don Domenico, quando appena se ne chiude prevata, mi sono manata a rindolietta e ci ha girato tanti auguri tu me, siamo marito e moglie. Ha giocato chi lo zumba, non la sa. Ma come va bene la patura malata? Pure l'agonia, Voi state zitti, se no mi metti l'agonia a tutte e tu. Non può essere. Non può essere. Ma io mirico. Ma un mirico, ma tu sei mirico. Tu sei medico, a scienza non aiuta a fornire. Tu sei medico, non te ne accorgi che quello sta buono, che ti sta facendo scema. Secondo me, don Domingo, mire che sei sbagliato. State zitto, a frega. Sei sbagliato. E il medico paga. Sì, il paga quando è certo Dio. Perché deve essere stato per forza d'accordo. Non può essere in buona fede, no? A mangiare, l'ira di Renata. Che sto capisci tu? E Renata. E che Renata ti ha accattato tutto quello che volevi. Pure a me ti ha accattato che Renata. Perché tu eri Don Mimì Soriano, è meglio sarda, è meglio che Sara. E i cavalli tuoi correvano e tu facevi correre. La Filomena Marturana ha fatto correre essa a te e correva e manca te ne addunava. E ancora la correre, ancora il tuo sangue a capire come si campa e si procede a calantare. O mio che non sapeva niente. Ci ha creduto pure e ci aveva creduto. Qualunque femmina roppa 25 anni che è stata vicina a te mette in agonia. T'ha già fatta la serva, l'ha già fatta per 25 anni e poi ho sapito. Quando essa parteva per se spassare, Londra, Parigi e corse e cavalli. Io facevo carabiniere, da fabbrica a Furcella a quelle rinde virgine e dinde magazzina a Tulete e a Furia. Casi noi dipendenti suoi la parriano spogliata viva. Se non tenesse a te, Filomena, sei una femmina di grand'ordine. T'ha portata a casa annanzi meglio una moglie. T'ha lavato i piedi. E non mo caso vecchio, ma quando era figliola. E mai che mi fosse sentita vicino a essa che staccia. Apprezzata, riconosciuta, mai. Sempre come una cameriera che da un momento a nata può mettere fuori la porta. Ma che t'avessi visto la moto sottomessa. Consapevole in fondo della situazione che esisteva fra me e te. Sembra una faccia storta, strafottente. Quando uno dice avesse due ortiglie, l'avesse fatto qualche cosa.
Avessi visto mai una lacrima in tacchi luce. Quando hanno so che stiamo insieme non l'hai visto mai i chiacchiere. Aveva chiacchiere con te. Era troppo bello mobile. Se sto mobile, fino a me, un mobile. L'anima in bene, senza pace mai. La femmina che non chiagna, non mangia, non dorme. Avessi visto mai una volta di dormire. L'anima rannata, questa sì. E quando? Quando mi volevi vedere dormire tu? A strada della casa ti ha scordato. È meglio feste, è meglio Natale, me l'ha passato sola, come una cane. Sai quando si chiama? Quando si conosce bene non si può avere. Filomena Marturano, bene, non lo conosce. E quando si conosce solo un male non si chiama. La soddisfazione chiagna Filomena Marturano non l'ha mai potuta avere. Come all'ultima femmina mi hai trattata sempre. E non parlammi quando disse era giovane, che uno poteva dicere in veiamo. E nei soldi, la presenza. Ma mo, all'ultima tutto, a 50.000 anni si arricchino dei fazzolette sporche e rossette che mi fanno schifo. Addossate. Stanno conservati. Senza un poco di prudenza, senza pensare. E vediamo, è meglio che leva mezzo. E sì che le trovo. Già, sì che le trovo. E che fa? Chi è esso? Con diritto d'ena? E son pasticcia appresso a che là! Che la chi? A che la chi? Che la schifosa! E ti credevo che io non l'avevo capito. 52 anni e si permette di mettere con una figliola di 22 e non se la mette a scuola. E me la mette dentro la casa dicendo che era l'infermiera. Ma chi sto vero? Si credeva che stavo morendo. E non più tardi un'ora fa, prima che arrivasse sopra e dove c'è scusa. Pensavano che io stavo dando l'anima a Dio e non è breve. Vicino lietta mia si abbracciavano e sola sola. Ma non è quando mi fai schifo. Ma dimmi una cosa, dimmi una cosa a me. Ma se alla stavo morendo veramente, tu che staresti a fare? Già, io alla morendo. E che la tavola apparecchiata per isso e perché la morta a letto. Ma perché secondo te tu moriva e io non avevo mangiato? Non mi dovevo sostenere? Che rosa in mezzo alla tavola. Che rosa in mezzo alla tavola? Rosso. Rosso. Verde, paonazzo. Insomma, non era padrone da mettere. Non era padrone, mi fa piacere che tu moriva. Oh, ma io non sono morta e non muoro per mo' tu me. E questo è il piccolo contrattempo. E non mi faccio capace, ma se tu mi hai trattato sempre come a tutti quanti all'altro, perché tu dici che all'uomo sono tutte uguali, che te non portavi di sposare me. E sì, mi ero innamorato di una femmina e mi volevi sposare. E mi sposa, perché a 10 anni mi sposa. Che te non porta se te non tieni 22 anni. Quando mi fai ridere da me e quando mi fai pena. Ma che me ne importa a me, te, la figliola che ti ha fatto perdere la capo e tutto quello che mi dici tu. Ah, ma tu ti credi povero che io l'ho fatto per te? Ma io non ti curo, non ti ho mai curata. Una femmina come me, e me l'hai detto tu, e mo stai dicendo a 25 anni. Se fai conto. Monsieur, tu, monsieur. Ah, tu ti credi che dopo 25 anni che hai fatto la vagliassa vicino a te, me ne va così, una mano innanzi e una a E io l'avevo capito, era nato, era per me, era nato. E non te la varierà. Secondo te Domenico Soriano, figlio di Raimondo Soriano, uno dei più importanti e seri dolcieri di Napoli, non avrei pensato a te mettere una casa e non ti aveva bisogno più di nessuno. Ah, state zitto, state. Ma è mai possibile che voi uomini non capite mai niente? Qua denaro. A sti patello con buona salute è denaro. È un'altra cosa che voglio dire. È Maraia. Tengo 3 figli, tu me. 3 figli. Ma che stai dicendo? Tengo 3 figli, tu me. E a chi sono figli? All'uomo come a te. Filomena, non pazzia con fuoco, Filomena. Che poi dice all'uomo come a te? Che siete tutte uguali. Io lo sapevo. Signor sì, che tu sai? E tu? Vai dritto, donna Filomena, non mi può vedere a me. Non mi ha potuto mai vedere. 3 figli. E quando hanno tempo?
Occhio grosso tiene 26 anni. 26 anni. E non fa che la faccia. Non ti preoccupare, non sono figli a te. E vi vedete, vi parlate? Non sanno che tu sei amante? No, è vero che sempre ci va. E tu sanno che fanno? Come campano? Che era una ratura. Che non era mio. Che era una ratura. Ha già rubato. Ti ha rubato i soldi dentro il portafoglio, ti ha rubato dentro all'occhio. Mario, Ha già rubato. Mi vendeva tutte cose, scarpe, cappello, vestito. L'anello con brillante, ti ricordi? Ricetta che l'avevo perduto. Non io vero, ma Vannetta, che i soldi tuoi ha già cresciuto ai figli miei. io tenevo la Mariola dentro la casa. Ma che femmina sei tu? Occhio grosso te ne potevo vicolo a presto. O stagnare. L'idrauliche. Oh, L'idraulica? Sì. Acconge i rubinetti, spila e fondana. E l'altro Riccardo, quanto è bello, bello guaglione. Che non magazzina a chiaio numero 74, fa il camicia. Le camicie fa cammasare. Umberto poi. Ha studiato. Ha voluto studiare. Ora ragioniere scrive pure un coppa ai giornali. abbiamo pure uno scrittore in famiglia. E che mamma, che è stato che mamma, non l'ha fatto mai mancare niente. Mangiavo, io sono vecchia, al più presto mi devo presentare davanti all'ente supremo che tutto vede, considera e perdona. E che chiacchiere non sarà mosca. Fin da piccolo non ha fatto mai mancare il latte delle formiche. Che non era un domenica. E vuoi chitarra, no? Ecco, aveva raccontato qualcuno. No, tu saluti. Ma manco come si chiama, no? Ma non ho da dare, tu mi rispondete pure. Fenomeno, insomma, come a masciare l'impossibile, a forza mi vuoi cogliere tu. Ma tu capisci quello che hai fatto? Mi misi in condizione di mi fa trattare come non mi paglia. Insomma, questi tre signori che non sanno mancare vengono, che non sanno sono asciutto. A un certo punto mi fanno pure ridere la faccia. Perché dice poco, tanto ci stanno i denari non domenica. E che ne sanno allora? Donna Filomena ha fatto sempre le cose come le doveva fare, con prudenza e capo a capo. Ho notato consegnare i soldi all'idraulico quando era aperta la bottega a Basciovica, con dicendo di una signora che non si voleva far conoscere e a così facette pure con a pesare. Ho notato potendo l'incombente di avanzare il benzine a un pezzo per far studiare. No, voi non c'entrate proprio niente. E che c'è? Io ci parlato solo a me. E l'aveva a Ciro. Ah, questa aveva fame, domenica. L'aveva a Ciro come fanno tanta da fame. Allora sì, allora Filomena sarebbe stata buona. Rispondo. E questo mi consigliavano pure i compagni miei. E l'angolo. A chi aspetta, gli togli il pensiero. E come? Io invece me lo sarei messo il pensiero. E come avesse potuto dormire con un rimorso sì. E poi un giorno parlai con la Madonna. La Madonnina delle Rose, ve la ricordate? Ecco, se non mi ricordo, le fanno pure a voi. Erano le 3, dopo la mezzanotte. La strada camminavo io sola. La casa mia, l'era già io da 6 mesi. Era la prima volta. E che faccio? A chi io dico? Sentivo in capo a me voce dei compagni miei. Ti aspetti? Ti togli il pensiero. Io conosco uno molto bravo. Pensavo io, camminando, lo trovai rindo vico mio. Annanzi all'altarino della Maronna e Rosa. L'affrontai a così. Che già fa? Tu sai tutto. Sai pure perché mi trovo rindo peccato. Che già fa? E sto zitto io. Non mi rispondi. E a così fai, vabbè, che io non parlo e più la gente te crede. Sto parlando con te, risponda! Figlia, Sofia. Angelaia. Rimanetta così. E forse si m'autava, avrei visto e capito a dove veniva quella voce. La coppa una casa con balcone pieno. Un vicolo a presa. La coppa è una finestra. Ma poi pensai, e perché vinta a questo momento? Che ne sa la gente dei fatti miei? Allora è stata essa, è stata Maronna, che si è vista affrontata a tu per tu e mi ha voluto parlare. Allora la Maronna per parlare si è venuta. E quando mi hanno detto, ti togli il pensiero.
me la ride. Sì, ma mi metterà a prova. E io non so se fu io o a Maronna del Rosa, la facetta che capa così. E i figli sono figli, è giurato. Perciò sono rimasta tanti anni vicino a te. Per l'ora ho sopportato tutto quello che hai fatto e come mi hai trattato tu. E quando che il giovane si innamorava, io mica mi volevo sposare. Ti ricordi? Stavamo già insieme a 5 anni. Tu ammogliata a casa tua. E io ho stambutito, rinda che lì 3 camere e cucina. La prima casarella che mi mettiste quando dopo 4 anni che ci conoscevamo, finalmente me lo basta all'angolo. E mi volevo sposare, povero giovane. Ma tu faci sto geloso. E ti tengo ancora in orecchie. E non ti posso sposare. Sono ammogliata. E se chi ti sposo? E tu metti sta chiagnera. Perché sai chiagnera tu? Tutto il contrario a me, tu sai chiagnera. E allora il ricetta? E vabbè, questo è il destino mio. Meno che mi va bene, ma con tutta buona volontà non mi può sposare. E ammogliato. E chiamo annanzi a stambutito in quelli 3 campi. Ma poi, dopo 2 anni tua moglie morette. Un tempo passato e io sempre a stambutito. E pensavo, vabbè, è giovane. Non si può attaccare per tutta la vita con una femmina. E non avrà un momento che si calma. E che considera i sacrifici che ha già fatto. E aspettava. E quando una volta ti dicette, Don mio, sai che sei sposato? Come? Che la figliola che stava in petto a me rinde e finestrella. Tu ridiva, ti mettiva a ridere, ridiva tale e quale come quando insieme con l'amico tuo veniva in coppa addosso via, prima mi sono imputita. Che la rasata che non io era. Che la rasata che parte per mezza scala, che la rasata che sempre stessa chiunque fa maronna, la parri accesa quando arriva così. E aspettando, e ha già aspettato 25 anni, aspettando e grazie a Don Domenico. Oramai, tiene 52 anni, è vecchio. Addo, capazzitto sangue, io mi pare sempre un giovanottiello, corre appresso e mennello, son fastisce, mi porta i fazzoletti sporche rossette, ma mi è trinda a casa. E a me le muovi da casa, mo che sono moglie, te ne caccia a te, a essa, ci siamo sposati, oh breve ci ha sposata, non mi, questa è casa mia! Ma mi stai facendo ridere tu a me, figlio mio, casa tua! Casa tua! Ride, oramai mi piace te sentire ridere, perché con Mattan non sai ridere più. Che vuoi? Ehi, che vuoi? È arrivata la cena. È arrivata a cena, che mi fa? Non aveva mangiato secondo te? Fallo trasì. Mi da dove? Ah, che sta parte? Buonasera, qua sta la cena. Vieni Carlo, vieni, mettilo, vieni. Vieni, metti a posto. Signore, il polastro è uno solo perché è grande. Guardate com'è grosso, fa prima polastro signore. Questo può saziare pure a 4 persone. Tutto quello che avete ordinato è di primissima qualità, guardate che roba. Ogni cosa che fa? Te ne hai? Ah, questo è il dolce che piace alla signorina. E questo è il vino, Gragnano originale. Lo facete nuovo stasera, signore. Mi sta a posto tutte cose. Vi siete scordate? Che? Come che? Quando siete venuti oggi nel ristorante per ordinare la cena, ma ricordate? Io vi ho chiesto se tenevo un'occasione vecchia e voi mi avete detto vieni stasera. Che si succede una cosa che dico, si ha già avuto una bella notizia. Tengono un vestito nuovo e torongo. Non è successa la cosa che dicevo voi. Non l'avete avuta una bella notizia? Tacci di te! Ce ne stiamo andando, sì. Io mi giù in mia carro.
il signore non l'ha avuto la bella notizia. E che stia certa mia, che non c'è mia. Buonasera, signore, e buon appetito. Ah, certa mia, guarda. Mangi, che non mangi. Ti è passato l'appetito? Mangio. Più tardi beva e mangio. Già, quando viene la morte all'esta. Grazie, buona serata anche a lei, arrivederci. Folla in farmacia. Rosalie, preparatemi un bagno. Le rose rosse. Grazie, Domenico. Che buon profumino. Ho un leggero appetito. Ho trovato la canfora e l'adrenalina, ma ossigeno niente. Pensavo se... Oddio, non vorrei dirla la parola, ma oramai. Se stanotte muore, domattina parto di buon'ora. Sì, ho trovato il posto nella macchina di una mia amica, e qui darei più fastidio che altro. A Bologna invece ho tante cosette da fare, certi affarucci da mettere a posto, ecco. Ma tornerò tra 10 giorni e verrò a vedervi, Domenico. Ah, come sta? È sempre in agonia, vero? Il prete è venuto? Il preto è venuto e confermavi che stavi in agonizzazione, leva tuo campo. Leva tuo campo. Levatevi questa! Cosa non coppa la seggia? Cosa non coppa la seggia? Posatela sopra la sedia! Ha visto che agoniziamo e ha consigliato a Don Domenico Soriano di perfezionare il vincolo in estremità posa rosa. Posate la rosa! E Don Domenico l'ha trovato giusto, perché carità è giusta. Sta povera cristiana sta vicino a me a 25 anni e tante altre conseguenze e sconseguenze e non abbiamo il dovere di spiegarvi. È venuta vicino al letto e ci siamo sposati con 2 testimoni e la benedizione del sacerdote. E me, che ci volete fare? Saranno i matrimoni che fanno bene. Certo è che mi ho sentito subito meglio, mi sono incazzata e abbiamo rimandato la morta. Ah, già che non ci stanno inferme e malate, non ci possono essere manco le infermiere e le porcarie. Annanzi a uno che sta morendo perché tu lo sapevi che stavi morendo e vai a fare casa e torni, no? Sì. Perciò andatevene con i piedini vostri e trovatevi un'altra casa, no questo. Grazie. Ah, aspettate. E se vi volete trovare veramente bene, abita là, a dove stavi io prima. Dove? Dove? E questo ve lo fate dire da Don Domenico, che quelle case le frequenteggiava e le frequenteggia ancora, andate. Buonasera. Buonasera. A così le trattate, ovvero? Come sa merda. Ma stiamo sempre una cosa. Tu sei una riavola. Uno che ti sta buttando rubare l'occhio aperto. E parole dove si andava a sanno tenere a me. Tu conosci, figlio mio? Sei Natale. Natale la penalosa che la rosa attacca e distrugge. Tu poco fa mi hai detto una cosa, io ci stavo pensando. Mi hai detto, è nata cosa che voglio te e marai. Il denaro no, perché io sai che il denaro te la vai via. Che te vai a trovare, amico? Che te mi sei in capo? Che te stai pensando e non merita ancora? Rispondi! Domenico, sai della canzone? Mi sto crescendo in un bello cardillo e quanta cosa c'ha già imparato. Madonna mia! E che significa? Oh, cardillo sei tu. Figlio me, parlo chiaro, figlio me mi fai sagliare a frega! E figlie sono figlie. E che morisce? Anna sapere che la mamma, Anna sapere che l'ha fatto per loro, ma Anna vuole bene. Non sanno sentire mortificato quando vanno a cacciare una carta, un documento, non sanno sentire avvelito miezza gente. Sanno chiamare come a me. Come a me chi? Gesù, come mi chiami? Se mi
sposato. Soriano. E io l'avevo capito. Io l'avevo capito. Ma volevi sentire a te. Volevi sentire a sta bocca sacrifica. Ma fa capace che pure si te caccia a capo. Pure si te scamazza a capo. È come se scamazzasse una serpe. Una serpe velenosa che si distrugge per la liberazione della povera umanità che ci può capitare. Cari, in da casa mia. Con nonna mia. Chi li figli è? Tuoi. Tuoi, figlio mio. Si ma domanda che ti posso rispondere tuoi. Si ma domanda che non ti posso rispondere perché non lo sai, cioè non lo sai manco tu. Tu che arriverai a cominciare a faccende, e ti mettere a posto con la coscienza, e ti liberare un peccato, ma tenere in da casa mia tre estranei. Ma non ci metteranno perca dentro. Stanno a l'occhio mio, non va a parlare, mi vado. Non giura! Non giurato a me. Perché lo giuramento che non mi t'arresti mantenere. E mi t'arresti dannato, se non io non mi potessi cercare l'elemosina tu a me. Che tu stai pensando? Strega così! Ma io non ti dico, non mi fai paura! E allora perché mi dici? Ma mi piace a qui. Guarda subito. Tu rimani te ne vai. Ma mette mano all'avvocato, ti denuncio. Sì, è stato un tranello, tengo i testimoni. Sì, ma veramente, la legge mi ha messa la torta da Cina, figlio mio, capito? Da Cina, te levo un mo'. E a domanietta! A Dostina! Tu rimani vai a parlare con l'avvocato mio. Sì, anzi, signor. poi vai a chiamare. Vabbè. Come lo conosci? Rimane a mattina la prima cosa che faccio. Parliamo, figlio mio. Parla! Ti faccio conoscere chi è Domenico Soriano e di che panni veste. Rosalia, aspetta, che ne fammo pure tu! State buono, Filomena napolitana. Ma sto crescendo in un bello cardillo e quanta cosa c'ha imparato! La ricordo, Filomena Buongiorno. Non ha cominciato a camminare che vira. Ma cammina che in mano, Non ho finito di buttare il sangue e voi vi ho presentato con sti patagni. Guardate, patati, io sono cacizzi. Ma tu hai capito che significa cacizzi? Tutta la nottata appresso a Don Domenico senza chiudere occhi, aspettando un po' per mettere la caraccia. Poi comincia pure a fare frischetti. Ma dico il Padre Eterno mi doveva far capitare proprio a me alle sue dipendenze. No che mi lamenta, per l'amor di Dio. E mi ha dato da vivere, mi ha fatto campare. Il Signore l'ha da fare campare 1000 anni. Ma quieta, tranquillo. Io mi tengo 60 anni, lui non posso fare più questa vita appresso a Izzo. Portami una tazzolina di caffè, va? Non ce n'è. Non ce n'è. Ehi, non ce n'è. C'era quello di ieri. Una tazza me la sono presa io. Una donna Rosalino l'ha voluta e l'ha portata a donna Filomena. E un altro l'ho conservata a Don Domenico casomai viene. Casomai viene. Ehi, casomai viene. Donna Rosalino il caffè non l'ha fatto. Perché non l'hai fatto tu? E sta ci fa un caffè? Io, è schifezza, manco un caffè sai fare. E sto a fare altre cose. Altre cose, perché Rosalia non l'ha fatta. È uscita presto. Dice che doveva portare 3 lettere urgenti per conto di donna Filomena. Donna Filomena, 3 lettere. Sì signore, 3 lettere, 1, 2 e 3. Al finire non so contare, 1, 2 e 3. Ma io non so se di là che fai male ci pigliamo. No, io, con forza. Lui ci sa che può fare. La tazza di Don Domenico la dividi in 2 e di 2 su ci mette l'acqua. E sì, chi ne smanto? E se ne ha dato no, chi è difficile che vede, se va così guardare. E poi ho più bisogno io di lui. Va, portamelo, va.
Come scarpe bocca. Fa presto, va. E poi la mangia, pigliamo, non sono Sta proprio venendo male. donna Rosalia. Che faccio? Lo porto caffè? Tanto più che sta venendo Rosalia, lo fa fresco per Don Domenico, in mezza tazza, lo voglio uscire. Rosalia che è? Versa la lingua. Non t'ha visto. Da giudizio, è che se non vuole ci può passare seccia. Non vuole cercare tu. Ah, tu. Sei uscita presto stamattina? Già, E dove siete andata? a messa. Ah, a messa. E poi avete portato 3 lettere per conto di donna Rosalia. E allora se lo sapete perché me l'avete a dimandare. Così, a titolo di esportazione. E a chi l'avete portato? Se l'ha giretta prima, se non vuole cercare tu. Oh, ma che c'entra sta tosse? Scusa. Vai parlando. E poi si spiona. Ah, perché qualche volta ho spionato a te? A me. A me non ci sta niente da spionare. Limpida come l'acqua suggiva sorgente. I fatti miei sono chiari, dito. Nati 70, fatto conto quanti anni ne tengo. Ci vuol dire. Da onesti e poveri genitori. Mia madre, Sofia Trombetta, faceva la pannata. E mio padre, Procopio Solimene, o maniscalco. Rosalia Solimene che songhia e Vincenzo Bagliore contrassero il regolare matrimonio a 2 novembre 1887. Oh, io ne devo morte. E che aveva raccontato a te? No, vai annanzo. Da questa unione ebbero a nascere 3 figli tutti in una sola volta. Quando la levatrice e Tovica l'ha presa da mio marito che stava intento al suo lavoro, tu hai cagato dentro una scafarea. Sa, si sciacquando. Cagava dentro una scafarea per 5 mesi sopravvenuti che immaturamente lo rapiva. Orfani di genitori, ambo 2. Eterno 3. Ambo 2 con 3 figli da crescere. Me ne andai al vicolo Salvatore. E mi mettete a vedere, c'ho sciamusca, cappiele per rotte, cascettelle per morte. I sciamuschi di cui per costruire io solo per guadagnarmi qualcosa. Per portare avanti i figli miei. Si capisce. E fu proprio al vicolo Salvatore che incontrai donna Filomena, che piccolina giocava con i figli miei. Roppa 21 anni. Non trovando lavoro, si diedero uno in Australia e 2 in America e non ha già avuto più notizie. E se non era per donna Filomena che mi prendeva in casa con lei, avrei fatto una brutta fine. Arrivederci e grazie. È finita la fine. Domani nuovo programma. Ma che avete portato questi 3 lettere non si può sapere. Questa delicata incombenza che mi è stata profferta non la posso sprofferire per farla diventare di dominio pubblico. E quanto si antipatico. Voi è che la malignità da sturzolata sana sana. E quante volte si brutta. Non devo trovare il partito. Rimanemi a cosere questo bottone vicino a sta giacchetta. Se tengo tempo. E mi dovete cosere pure una fottuccia in punta alla mutanda. Comprate la fettuccia. Che io ve la costo, vero? E la compro la fettuccia, la compro, guarda, compro la fettuccia. Ecco qua, È caffè questo? Sì, signore. Quando si tiravano pochi caffè, ad avere io. portano una tazza di caffè, va. Porta lo stesso, va. Questo? No, niente, Lucia diceva che il caffè si era fatta fredda e la gente porta lo stesso, che me ne porta, pure se è freddo. Un scarfetto porta. E si capisce. Sei stato dall'avvocato? Ah, sì signore. E quando vedi? Ha detto appena nel tempo, ma in giornata stessa, E si è malamente. E che già fa? Non mi picchi. Poi dice che quando scende mi piglio un bar, Che cosa? Un caffè. Ma già fa col caffè, Africa, come non porto un caffè? Dico si è malamente quello che sto facendo. Nel senso che se l'avvocato dice che non può fare niente. Non è possibile. E tu che ne sai? Che ne so, c'è una schifezza. Bravo. Hai detto proprio pure, è una schifezza. È una schifezza. L'ha fatta male, non l'ha saputo fare. No, che non l'ha saputo mai fare. Ma mai ricordi in appello, Africa? O tribunale, la Corte Suprema, che ti credi? Va a morire di, datemi una goccia di caffè. Siamo tu sul caffè, Africa, ma come non porti sul caffè? Sto parlando non ho fatto mio. Perdinci.
Dici. E che parla a fare con te? Io che posso parlare con te? Ero passato. Ma ti posso parlare al presente. Guardate là, guarda, Alfredo amoroso, guarda come si è ridotto. La faccia appesa, i capelli anche, gli occhi appannati, miese rimbambite. Per dinci. Per dici. E beh, Alfredo, l'anno passano per tutti quanti. E poi fa. Ti ricordi a Mimì Soriano? Don Mimì, lo ricordi? È morto? È morto. Don Mimì Soriano è morto. Ah, Don Mimì Soriano, per dinci. Per dire. Mustaccello lì, secco con mani uno, la notte facevi uno. E chi dormiva no? Mo decide proprio a me. Ma ricordi che la figliola che si casa in coppa capo in mondo, Giuseppe? Giuseppe, come ormai. Poi immagini, la tengo ancora rinde il re. E la moglie era veterinaria. La moglie era veterinaria. Quelli tenevano una cainata che faceva la capella. Io ci andavo appresso, ma non ci facevo mai carattere, però no. I meglio attacco quando scendevano a bascia vivo, danno se si va ancora un trottoire. Ah, io vedo figurine, tanto me. Un vasetto grigio, quelli erano i miei colori. Con capello tu sta la cravascia a mano, i meglio cavalli erano i miei. La ricordi? Occhi argenti. Che mi faccio da ricordare? Occhi argenti. Che cavallo. Ah, storia. Ah, storia. C'aveva un di dietro che sembrava la luna piena. E quando quel di dietro si guardava di faccia, sembrava la luna nel momento del risorgimento. Io me ne ero innamorato di quello cavallo. E perché se mi lasciai la capella? E quando viveva a Nizzo, Alfredo amoroso ebbe un grande dolore. Parigi, Londra, e corse, mi sentivo rubata terra, mi sentivo padrone della vita mia stessa, e che nessuno, manca a Dio, non potevo la coppa mondo, mi sentivo padrone delle montagne, romane. E invece poi, mi sento finito, mi sento senza volontà, senza entusiasmo. E tutto quello che faccio per dimostrare a me stesso che non è vero, che sono ancora forte, che posso vincere ancora l'uomo, le cose, la morte. Io faccio la così naturale che ci credo. Ma convinco stesso, ma sto e combatto. E ha già combattere. Domenico Soriano non si piega. Che è successo qua? Hai saputo niente? Hai saputo niente. Qua mi tengono all'oscuro di tutto. Non mi fanno sapere mai niente. Rosalia, a detta di Lucia, è confermata da Rosalia medesima, ha detto che ha portato 3 lettere urgenti per conto di donna Filomena. 3 lettere? 3 lettere, sì. E a chi? Lucia! Luci! Datemi la chiave. Lucia! E bici bene questo. Che è stato, signor? Luci! Ho salutino vicino allo studio, ci stanno 8 mani alla congiallina. Io sto il lenzuolo pulito. Ah, aspetta. La camera dove mi serve, che sta nel lenzuolo pulito. Tu ti fai una branda in da cucina, va? È la roba mia. Ha già lavato pure la roba mia. E ti ho detto che mi serve la camera tu. È la roba mia, dove la metto? Ti piglio lo stipolo in tuo corridore, va? Va bene. Va. Ah, tu stipolo l'occhio? Sei per candela. Si può sapere che è questa trasformazione in casa mia? Gesù, è che ci sono segreti tra marito e moglie? Ma servono 2 camere da letto. E per chi serve? Per i figli miei. Veramente sarebbero state 3. Ma siccome uno è ammogliato e tiene pure 4 guaglioni, se ne sta a casa sua per i fatti suoi. Teniamo pure i nipotini. Già. E come si chiama sta tribù che teniva sti padri? Come portano nome mio, la porteranno il nome tuo. Senza un consenso mio non credo. Ciao dai, tu Ciao dai. Ben messo. Ne caccia, capito? Ne caccia! Rosalia, chiudete la porta! Signore, ora c'è sta la signorina Diana con un altro signore. E fa lettera sì, va. Non può trasire. Io ho insistito, ma ha detto se andate voi fuori a sala. Si mette a paura donna Filomena. Ha paura no, ma come veramente tu facevi? Ma io ritengo come vado a terra. Oggi mi sa che camurrista in da casa, oggi mi. Ma fa lettera sì, dici che ci sto io qua. Va bene. Cosa si passa? Tanto me,
che la schiavina scudolì. Scudo lì, apri, che scudo lì? Ma veramente stiamo facendo, scudo lì? Qua il padrone sono io. E non è nessuno. Ma ti immagini la buona capo tutto quanto, cadino. Scudo lì. Signore, non ha voluto entrare. Dice che lei non risponde dei suoi nervi. Ma chi ci sta qui? Un signore, e se l'ha chiamato l'avvocato. Ma a me mi pare che si mette paura purissimo. Ma veramente sta che paura. Ma come si fa 3-1? Oh, non mi buttate a me. Come sono così, ma che 3 soldi, ma... Voi dovete parlare. E parlate con comodi. Io mi vado a fare una sciacquata di faccia dalla cucina. Se mi volete mi chiamate. Maronna, ci volevo proprio stare nottata, anche la schiena che non ne corre giù. Che deve fare, signore? E che devo fare? Ma ci vado io, Lucia. Ci vado io. Aspetta un po'. Non lo dite nemmeno per i scherzi, ma state scherzando, questa è casa mia. No, caro Domenico, dopo la scenata di ieri sera non intendo assolutamente di ritrovarmi faccia a faccia con quella donna. Ma vi prego, Diana, mi mortificate. Non dovete avere paura. Paura io, neanche per sogno. Non voglio giungere a degli eccessi, ecco. Ma non è il caso, ci sono io qua. Ieri sera pure c'era lei. Sì, ma fu così all'improvviso, ma vi assicuro che non avete nulla da temere. Prego, accomodatevi, avvocato, accomodatevi, entrate. Entrate. Dov'è? Vi ripeto, Diana, non dovete avere paura, accomodatevi, state tranquilla. Non è proprio il caso. E siamo a casa mia, ci mancherebbe. Oh, bene. Dunque? Io abito nella stessa pensione dove abita la signorina. Ci siamo conosciuti là tempo fa. Sì, l'avvocato può dire chi sono e che vita faccio. Vabbè, ci incontriamo la sera a tavola, sì. Io poi in pensione ci sto poco, sai com'è? Il tribunale, Certo. I clienti. Di solito non mi interesso. Scusi Domenico, preferisco sedere al suo posto a difficoltà? Oh, ma vi pare, nessuna difficoltà, ma non è proprio il caso, Diana. Grazie. State più tranquilla così. Dunque, è proprio a tavola. Ieri sera io raccontai il caso suo di Filomena. Già, e ci facevamo un sacco di risate. No, io non ne risi per niente. La signorina si trova qua perché io la feci fingere infermiera. Mi fece fingere? Ma neanche per sogno, sono infermiera e come? E con tanto di diploma, ma certo. E non gliel'ho mai detto, Domenico? No, veramente. Ma in fondo perché avrei dovuto dirglielo? Quindi dissi il suo stato d'animo e la sua preoccupazione di dover rimanere accanto ad una donna senza averne mai avuto il minimo interesse. E l'avvocato mi spiegò esaurientemente. Mi dispiace se passiamo nello studio, avvocato. Forse meglio. Hanno suonato il campanello, non vorrei... Prego, da questa parte, avvocato. Grazie. Entrate pure. Dimmi una cosa. Ci sono novità? Sì, sentirai. Sei pallido. Buongiorno, prego, accomodatevi. Grazie. E se vi volete sedere, io non faccio, si donna Filomena esce subito. Sì, mi seguo volentieri. Buongiorno, prego, entrate. Vuoi una cosa giorna? Sì, subito. Sì. A quanto tempo stai qua? 1 anno e mezzo. Ma sai che sei una bella picceretta? Se non mi basta così. Viene a parte lo magazzino mio. Tenito magazzino. Numero 74, a Chiaia, la Rindo Portona. Lo faccio il cammino. Oh, vero, e come mettete il camiseo? Io dove? No, io servo uomini e donne. All'uomo ne ci mette il cammino. E femmine con Matteo, ovvio. C'è lei. Uè, voi foste lasciato pazzo. Ma chi mi avete pigliato? I soldi di signore. Con quello là. Io non l'avevo visto proprio. E voi non vedete manco il figliolo per bene cosa fanno i fatti loro. E che fai? C'è vino magazzino? O numero 74. A Chiaia. E se venga. È carina. E a me che me ne importa? Ma perché tu ci dovrei? Trasa, mica, trasa, che sta parte? Luci, ma che sta? Tuo bagno scorre una volta. Ma come ci facete che la salta tutta? Ma quando mai funziona? E allora che deve scorrere? Oh, non ci scorre proprio niente. Aspetta là che non mi venne che vado a chiamare donna Filomena. Si scorre. Servo.
Ha giocato alla bottega solo. Scusate, tenesse un'uscerina. Non lo tenga. Non fumare. Voi siete un parente? Voi siete il giudice istruttore? Come sarebbe? Sentite, voi dite genio parla, io no. Vabbè, ma non può rimanere, la potessimo pure te me. O fosse il Padre Eterno? No, non è il Padre Eterno. È scostumato. Come sarebbe? Scusate, voi siete entrati senza badare che vi trovate in casa d'altri che vi siete mandati un po' la camera. Ma venite a me qua, anche parla. O come ti lascio tranquillo, povero Dio. Oh, secondo te sono motivi che si fa sfottere? Ma tu guarda un po' come da te, insomma, un povero di esce dalla casa la mattina per i fatti suoi. Hai ragione che stiamo a cango. Oh, ma tu sai che mi è scucciata proprio, mo? Mo te non buffo, cango per stesso. Ah. Fammi vedere. Ma perché secondo te mi metteste a paura di te? Sofia, Oh! È proprio che non siete stato mezzo la vita! Io ti ritengo. Io pure. E chi deve? Io no. Porcaria, Rosalia, hai visto? L'uno contro l'altro. Dunque, guardi, gli affari come vanno? Ringraziamo a Dio. E i bambini? Bene, bene. La settimana scorsa ebbe il mezzano con un po' di febbre. No, ma mo sta bene. Si mangia 2 kg e ne scusa la mamma. Io non c'ero, sì. Facendo la panza tosta pare venuta un buco. E con 4 bambini c'è sempre qualche cosa da fare, l'uno o l'altro. Ho fortuna che l'olio di ricino piace a tutte e 4. Figuratevi che quando purga una, là ti arravota nella casa, pianti, strilli, e se no purga pure a loro, non la fornisce. Poi si mettono tutti e 4, bellilli in fila, in coppierina rilla. Che ci volete fare? Sono bambini. Sono bambini. Signora, io ho ricevuto una sua lettera. Il suo nome è sic et simpliciter, non mi diceva niente. Per fortuna poi che c'era l'indirizzo. E allora io ho ricostruito che questa donna Filomena la incontro spesso la sera quando scendo per andare al giornale. E che una di quelle sere ebbe anche l'onore di accompagnarla a questo stesso indirizzo, perché non ce la faceva a camminare a causa di un piede che le doleva. Già, mi faceva male lo piede. Di che si tratta? E il negozio come va? Va bene. E perché messi malamente? Oh sì. Certo che se avessi tutti i clienti come voi, dopo un mese dovrei chiudere. Scusate signore, voi quando venite, gli ha già una mazzata in capo, mi fate prendere tutte le pezze di stoffe, questa no e quella no, ci devo pensare e mi lasciate un negozio che a mettere a posto ci fanno i facchini. Va bene, non vi preoccupate. Vorrà dire che non vi darò più fastidio. Per carità, voi siete la padrona, ma sapete, io sono una camisa vuota. Dunque, voglio, i vaggi mandate a chiamare perché si tratta di una cosa seria. Se ci vogliamo accomodare un pochino qua dentro staremo tutti più tranquilli, eh? Rosalia, fa strada per piacere. Lascia stare, Filomena. Lascia stare le cose come stanno, non voglio più assai le cose dopo. Io senza essere avvocato l'avevo già detto, era chiaro. Qua c'è sta l'avvocato in cielo che ti può dare tutti gli schiarimenti. La signora si è sbagliata, mi ha incomodato inutilmente, vi chiediamo scusa. Se volete andare. Un momento! Che ci mandate a chiamare? Che c'entri tu? Abbiamo parlato innanzi alla gente. Voglio, mi dispiace accomodarmi un poco fuori la loggia. 5 minuti. Signor, scusate, come fate che siamo usciti dalla cortesia altro? Io ho da fare! La gente che si tratta di una cosa seria. Come aspetti una là, ti aspetti pure tu. Esci! Vabbè. Rosalia, ti parla una tazza di caffè, va? E dunque? Cassa all'avvocato, io parlo con questo. Io con la legge ci tengo poca amicizia. Ad ogni modo, di che si tratta? Ecco, signore, io in questa faccenda non c'entro per niente. E allora che ci siete venuti a fare? Non c'entro per niente nel senso che il signore qui non è né mio cliente e né mi ha mandato a chiamare. E allora ci siete venuti? No. Voi ci hanno mannato? No signora, io di solito non consento a nessuno di mandarmi, ci vedo. Lo fa parlare? E parlate. Dunque, per il fatto che mi ha raccontato la signorina, dove sta? Avvocato, chi ve l'ha detto, io, lei non ha importanza, cerchiamo di venire alla conclusione. Sta al logo d'indio, non dai no coraggio, la scicca fuori. E non da mare. Avvocato, continuate. Dunque, per il caso espostomi da Luda
insomma, il fatto che succede, ci sta l'articolo 101, me lo sono trascritto qua, Dunque, per essere preciso, articolo 101, matrimonio in imminente pericolo di vita. Nel caso di imminente pericolo di vita, bla bla bla, eccetera, eccetera, spiega tutte le modalità. Ma l'imminente pericolo di vita, non c'è stato, perché la vostra, secondo la versione del Signore, è stata una finzione. Secondo la versione del Signore, in che del Simone, avvocato, Rosalia, Alfredo, Lucia, guardaporta. L'infermiera. L'infermiera. Appena se n'è andato il prete, si è menato un lietto e ha detto rumissimo marito e moglie. E all'uopo a suo vantaggio c'è l'articolo 122. Sì. Dunque, violenza ed errore. Il matrimonio può essere impugnato da quello degli sposi il cui consenso è stato estorto con violenza o escluso ero per effetto di errore. L'estorsione c'è stata e in base all'articolo 122 il matrimonio viene impugnato. Sentite, proprio non ho già capito. Io ti ho sposato perché dovevi morire. No, il matrimonio non è soggetto a condizioni. Dunque, ci sta un altro articolo, numero... non mi ricordo. Comunque dice che se una delle due parti aggiunge un termine o una condizione, l'ufficiale di stato civile o il sacerdote vero non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Ma voi avete detto che l'imminente pericolo di vita non c'è stato. Ma state zitta, state che manco tu hai capito niente. Avvocato, spiegate chiaramente, a napolitano. Signore, guardate, qua ci stanno gli articoli, leggete stesso voi, Io non so leggere, e carte non accetto. Signore, siccome non siete stato bunta e morta e il matrimonio si annulla, non vale. E O prevede vi dice la stessa cosa, vi dice. Anzi, vi dice addirittura che avete oltraggiato il sacramento, non vale. non va. Aveva morito. Ecco, Sì, moriva. sarebbe stato validissimo. E essa si poteva sposare un'altra volta e poteva avere dei figli. Già, ma sempre da vedovo? Sì, perché quest'altra probabile futura donna, è vero, avrebbe sposato il vedovo della defunta signora Soriano. Lei sarebbe diventata la signora Soriano morta. Che bella soddisfazione. Insomma, oggi spesa una vita per formare una famiglia e la legge che essa non mi consente. E mi ha chiamato giustizia, avvocato. Ma la legge non può sostenere un vostro principio, sia pure umano, è vero, rendendosi complice di un espediente perpetrato ai danni di un terzo. Il signor Domenico Romano non può, Soriano, chiedo scusa, non ha alcuna intenzione di unirsi in matrimonio con voi. Ci devi credere. Consulta un avvocato di tua fiducia. No, non ci credo. No, perché mi dice tu che hai tutto l'interesse. Ma anche perché mi dice l'avvocato, perché l'avvocato non lo conosco. Ma guardando da in faccia, ma che ti credi? Che io non ti conosco. Una bucia me l'avevi stretta senza mi guardare in faccia. L'occhio intero, che tu a me bucie, non me l'hai mai saputo dire, non ne ho vero. Avvocato, voi procedete. Se mi date mandato. Certamente. E io manco, io nemmeno di volte. E non ho voglia manco io, avvocato, procedete. E quello non ne ho vero che stava un buon morto. Voleva fare una truffa, ma voleva rubare un cognome. Ma conosceva solo la legge mia, che è la legge che fa ridere, non quella che fa chiacchiere. Guagliù, venite qua. Avevo fermato. State zitto, lui. Guagliù, voi siete uomini e statemi a sentire. Lascia sta la legge, un mondo con tutte le leggi e con tutti i diritti. Un mondo che si difende con la carta e con la penna. Domenico Soriano è l'avvocato. E casa sto io, Ilumena Marturano, e la legge so è che non sapevo chiamare. Perché la gente, Domenico Soriano me la ritta sempre. Avesse visto mai una lacrima rinta a chi l'occhio. Io senza chiamare, ho berito. L'occhio mio sono asciutto come all'esca. Voi mi siete figli. Filumena. E chi sei tu che mi vuoi impedire di essere vicino ai figli miei come sono figli? Avvocato, che sta legge non mi consente. Mi consente. Ma siete figli.
E io sono Filumena Marturano e non ho bisogno di parlare. Voi siete giovinotti e certamente avete inteso parlare di me. E me non ha già dicere niente, ma fino a quando teneva 17 anni, sì. Avvocato, sapete chi li vascia? I bassi, a San Giovannino, e i Virgini, o pallonette, i tribunali. Nero, affumicata. A tua stagione non si respira poco calore perché la gente è assai. E a Vierno freddo fa sbattere niente. A dove non c'è sta luce manca a mezzogiorno. Avvocato, scusate, vi può parla napoletano, dove non c'è luce neanche a mezzogiorno. In è gente. A dove è meglio freddo con calore. Da non vasce chillo, pica Salliborio, c'è ste pica la famiglia mia. Quando è? Una folla. E la famiglia mia non sa che fine ha fatto. Non voglio sapere, non mi ricordo. Sempre che faccia votata, sempre in urto l'una con l'altra. Ci coccavamo senza dire buonanotte e ci scetavamo senza dicere buongiorno. L'unica parola buona, ma ricordo che mi ha ricetta padre. E quando mi ricordo trema, mo pattano. Tenevo 13 anni, la ricetta. Lo stai facendo rossa, eh? E qua non ci sta a mangiare, o sai? Ho calore. A notte quando si chiudeva che la porta non si poteva respirare. La sera ci mettevamo tutta attorno alla tavola. Un piatto rosso e non so quanta forchetta. Forse non ero vera. Ma ogni volta che metteva la forchetta in do piatto mi sentivo guardare. Mi pareva che mi stava rubando chi lo mangiava. Teneva 17 anni. Passavano le signorine vestite bene, con belli scarpe. E guardavo. Stavano sotto al braccio ai fidanzati loro. Una sera incontrai una compagna amica che manco io ero conoscetta talmente che era vestita buona. Ma forse allora tutte cose mi pareva più belle. Ma ricetta? Ehi, e tu che ci fai a così combinato? Vieni con me, vieni. Allora, vieni. Così. Che schifo. Non dormette tutta la notte. E ho calore. E conoscetta a te. Là, ricordi che la casa mi pareva una reggia. Una sera tornai a Pica Salliborio. Ora mi sbattevo in piedi e pensavo, mi guarderanno in faccia, mi metteranno fuori la porta. Niente, nessuna ricetta, niente. Anzi, chi mi dava una sedia, chi mi accarezzava e mi guardavano come una superiore a loro, mi guardavano con soggezione. Solo mamma quando ha salutato ne con l'occhio chine e lacrime. A casa mia non ci torna più. Non l'ha già accisa, figli, non l'ha già accisa. A famiglia. Ci pensato per 25 anni, a famiglia, ai figli, v'aggia cresciuta, v'aggia sfamata, v'aggia fatta diventare uomo e ha già rubato a essa per crescere. Ma basta, me. Che avevo fatto? Che avete fatto? Vorrei dirvi tante cose, ma mi riesce difficile parlare. Vi scriverò una lettera. Non saccio leggere. Ve la leggerò io stesso. Se n'è andato. È carattere, non ha capito. Domani passo io al suo negozio e gli parlo. Voi potete venire a casa mia, a casa è piccerella, ma ci trasimmo.
ci sta pure una bella lucitella. E che gli creature mucchi devono sempre, a nonna. E mo lo riceve una fesseria, monata. E appena arriva a casa e dica a nonna, la sente piena rotta. Venite venire con me. Sì, hai ragione. Io mo me ne vengo con te, ma prima scendetevene insieme 10 minuti sotto palazzo. Devo dire una cosa a Don Domenico. Va bene, ambessa. Sì. Noi scendete, voi che fate? Scendete con me? vengo con te. Arrivederci a tutti quanti. Io perciò volevo parlare, perché io mi sentivo con cosa. Avvocato, mi dispiace 2 minuti. Io veramente avrei da fare. Avvocato, 2 minuti solamente. Mi fa piacere dopo che ho detto una cosa a Don Domenico che ci siete pure voi. Accomodate, mi fa piacere. Grazie, avvocato. Grazie assai. Domenico, dici all'avvocato che procedesse per vie legali. Io non te nego niente e te lascio libero. Io credo. Dopo ti pigliavano la somma e denaro senza arrivare a tutto questo. Di ma mi hanno pigliato tutta la roba mia. Sei una pazza. Ecco, questo sei una pazza. Hai voluto bastare la pace che li 3 poveri giuro. Chi te l'ha fatta fare? Perché ce l'hai detto? Perché uno degli 3 è figlio a te. E chi ti crede? Uno degli 3 è figlio a te. Non io vedo. È vero. Lo potevo dire che tutte e 3 erano figli. La varrista creduta. Lo faceva credere. Ma non è vero. Tu potevi dire prima. Ma tu la varrista disprezzata alla T2. E invece volevi uguale, senza particolarità. E chi è? E questo non te lo dico. Hanno a essere uguali tutte e 3. Non io vedo. Non è vero. Non può essere vero, non è vero. Mio vero, tu mio vero. Non ti ricordo tu partiva. Una sera, una di quelle tante che quando te ne andavi mi davi una carta da 100 lire. Una sera, mi dicesti, figlio mio, facemmo a bere che ci volimmo bene. E stu da sta luce. Io quella sera ti volevo bene veramente. Ma tu no, tu avevi fatto a bere. E quando appicciaste nata volta luce, mi desti la solita carta da 100 lire. Io ci segnai sopra la data e il giorno e tu sai che i numeri sacci fa. Poi tu partiste e ti aspettai con mano santa. Ma tu non ti ricordi quando fu. E io non ti ricetto niente. Ti ricetto solamente che la vita mia era sempre stata la stessa. Come infatti, quando capì che tu non avevi capito proprio niente, fui nata volta la stessa. E chi è? Hanno a essere uguali a tutte e 3. No, non io vedo. Non può essere vero, me l'avresti detto subito. Me l'avresti detto subito per tenermi legato, per me tenere a stringere in una mano. L'unica arma sarebbe stata tua figlia e tu, Filomena Marturano. Di quest'arma te ne saresti servito subito. Me l'avresti fatta a Cirano, non una, ma 100 volte me l'avresti fatta a Cirano. Come la pensavo tu allora e come la pensi mo, perché tu non sei cambiato. Domenico, solo per me è vivo, o figlia tua. E chi è? Hanno a essere uguali tutte e 3. E sono mio uomo, sono figlio tuo, vabbè? Non ne conosco, non ne voglio vedere, non ne conosco, non lo conosco, vattene! Ricorda, a ieri sera quando ti ricetta, non giurare, Domenico, la murarrista dannata, se un giorno non mi potesse cercare l'elemosina, tu a me. E io perciò ti ricetta. State buono, Domenico, e ricordati, che se quello che ti ha detto dice figli miei, tacci. Ma no, come me l'hai detto tu, che me l'hai detto con 25 anni. Come ti dice Filomena Marturano, tacci, capito? Tacci. Avvocato, venite. Vieni pure tu. Hai vincito il punto, ma non va. Rosalia, vieni, che me la già io, Rosalia. Rosalia, non chiagnere quando si vede. Non chiagna fa. Avvocato, grazie di tutto, E scusate tanto. Domenico, io non ti cannazza gente. Non dicere niente che ti ha detto. A nessuno.
Tienatello per te, capito? Statevi bene a tutti quanti. Il mamma scordava e la capa non stancava. Ci avevo segnato sopra un conticino, un conticillo che mi serve. Domenico, tieni. E i figli non si pagano. Si dà asciutto. Sono andata a fare una commissione per donna Filumena. E che commissione? Ma che resti geloso? Sono andata al viso libero. E a fa che? Lui Gesù Cristo la mette in geloso. Ma che geloso? Sono arrivato a breve. Io scherzo. E vabbè, può dire. Però non decido niente a donna Filumena perché non vuole passare niente. E allora non può decidere. E vabbè, ma che ci pensi, forse è meglio che vuol dire. Perché una cosa che lo fa un ragazzo mi ha dato 1.000 euro e 50 candele da mettere davanti alla Madonna delle Rose, al Vico Saritorio. E mi ha dato l'incarico di dire a una vecchia del paese, del vicolo, di accendere le candele alle 6 precise. No. E sapete perché? Perché alle 6 precise è fissato il vostro matrimonio. Mentre Muccato sposata, si appiccina le candele all'andata la bella Madonna. Ho capito. Una santa. Mi pigliate una santa. Io mo ci dicevo sempre, ma mi pare mai possibile che Don Domenico si scordi voi? Si ha annullato il matrimonio l'ha fatta così, per puntire, ma la cerimonia tende davanti all'occhio. Vabbè, Rosalia, ti ha ridato Filumena. Se non era per donna Filumena, che mi presi in casa con lei e avevi fatto una brutta fine. Qua sono rimasti, qua resto e qua muore. Fate voi. Che già fa? Io tengo tutto pronto. La camisella bianca come il letto, la cuffia e casetta bianca. Sta tutto conservato in un diretto, Lo sappiamo solamente io e donna Filumena. Essa mi deve vestire. Io non tengo a nessuno. Se tornassero le figlie mie, ci tengo sempre una speranza. Per me. Grazie. E va bene. La funzione è alle 6. Ma quando dà l'appuntamento? Sono arrivato puntuale. Poi l'appuntamento era alle 5 e alla fine 3/4 d'ora di ritardo ci fa. Niente niente. Vabbè che c'entra, quando ci dà un appuntamento si intende sempre una mezz'oretta più tardi. Se alle 5 alle 5 e mezza, se le sapete Sì, un ho quarto. una preso, mese che trasa. Voi ne tengo 4 creature oggi, ma hanno scassato tutto quanto e non ne accatti più. Oggi buonasera, Don Domenico. Don Domenico. Domenico, buonasera. Buonasera. Beh, che? Non parlate più, stavate parlando. Già. Si parlava e poi beh, così. una volta non mi finì di parlare. Appena mi avete visto. Tu sei arrivato tardi all'appuntamento? Io sì. Tu invece in orario? Sì, signore, Don Domenico. E tu? In orario, Don Domenico. In orario, non so. Accomodatevi, sedete. Aspettavo. Grazie. La cerimonia sta alle 6. Il tempo ci sta. Il sacerdote viene alle 6 precise. E poi facciamo una cosa fra di noi. Filumena non ha voluto a nessuno. Vi volevo dire
io già ve lo dissi pure un'altra volta. A me mi pare che questo Don Domè non mi piace. Già, Già. Già. ma non ci avete detto come vorreste essere chiamato però. Non ve l'ho detto perché avrei voluto che l'avessimo capito voi. Io tra poco sposo vostra madre. Ho già preso appuntamento con l'avvocato per le pratiche che vi riguardano. Domani mi chiamerete come a me, Soriano. Vedete, parlo io perché penso che tutti e tre siamo pervasi dallo stesso sentimento. Noi non siamo dei bambini, siamo degli uomini, Don Domè. E non possiamo chiamarvi con una certa disinvoltura come giustamente e generosamente voi ci chiedete di chiamarvi. Certe cose bisogna sentirle dentro. E tu non lo senti, diciamo, questo bisogno, questa necessità di chiamare uno, a me per esempio, papà. Dovrei mentirvi e non lo meritereste. Almeno per il momento no. E tu? No, io nemmeno, Don Domè. Allora tu? No, neanche io, tanto me. Già, vabbè. È uno che poi col tempo ci fa l'abitudine, capisci? Beh, sono contento, mi fa piacere di trovarmi con voi, soprattutto perché siete tre bravi ragazzi. Ognuno di voi lavora, chi in un campo, chi nell'altro, ma tutti quanti con la stessa serietà, con la stessa tenacia. Tu sei impiegato, e a quanto mi risulta svolgi il tuo lavoro con serietà ed orgoglio, scrivi pure degli articoli. Qualche novelletta. E mi risulta che la tua ambizione è quella di diventare un grande scrittore. No, non ho la pretesa, secondo me. Perché Gesù, sei giovane, c'hai tutto il tempo. Beh, capisco che in questo campo per riuscire ci vuole trasporto, come si dice, ci sa da nascere. Io non penso di esserci nato. Sapeste quante volte tra me e me mi dico, beh, hai sbagliato, la tua strada era un'altra. Quale poteva essere? Voglio dire, cos'altro ti sarebbe piaciuto di fare nella vita? Chi lo sa? Sono tante le aspirazioni di quando si è giovani, no? Già. Quella poi, la vita, è tutta una combinazione. Io per esempio, come mi ritrovo in negozio a Chiaia? Perché facevo l'amore con una camiciaia. Hai fatto l'amore con parecchie ragazze tu? Così insomma, non c'è male. Ma sapete che è, Don Domè? Io non riesco mai a trovare un tipo mio. Vega uno, mi piace, e dica l'anno che stessa ma sposa. O ne vega nata, e pare che è più bella. Lei non mi faccio capace. C'è sta sempre una femmina che è più bella che non ha conosciuto prima. È vero, capita sempre così. Invece tu sei più calmo, più riflessivo in materia di donne, insomma. Fino a un certo punto, secondo me. Qua con le ragazze di oggi c'è poco da essere riflessivi. Cara, valutate, vedete belle ragazze. Che già fa? Tante ne cambio finché trovo quella che dico io. Che anche a te ti piacciono le donne, a te? Te quello ti piace di più? Tu hai subito, tanto me. Conoscete a mia moglie, ti saluta e mi sposai. E mo devo rigare dritto, con mia moglie c'è poco da scherzare. Non è perché questi femmine non mi piacessero. Un fatto è che mi metto paura. Sicché pure a te ti piacciono le donne. A chi è che non piacciono? Io quando ero giovane cantavo. Sì, io cantavo sempre, c'erano 7-8 in lui. Allora era l'epoca delle serenate, si facevano le serenate. C'erano tutto quanto, fuori alla loggia, si cenava. E dopo cena si faceva sempre a mandolini, chitarre, canzoni. Si cantava sempre. Chi di voi canta? Io no. Io nemmeno. Io sì, io canto, sì. Tu canti? Se no come facessi a fare passato tempo in da bottega? Come? No, Sì. fammi sentire qualcosa. Che faccio a far sentire? Quello che vuoi, una cosa qualunque. Sapete che è? Lo piglio scuola. Se piglio scuola. Cioè, se tu in da bottega non canta. Vabbè, ma in da bottega è nata cosa, sto da solo mentre lavoro. Vabbè, ma faccio sentire una cosa, una cosarella. Conoscete Monastero Santa Chiara? Quanto è bella che la canzone mi fa morire, che è stata in tuo cuore mio. Ma ve la accenno, poi prendo la nota. Monastero Santa Chiara,
che sto cuore mi si schianta quando sente di la gente che si è fatta malamente. State zitta, taggi pazienza. Ma ragione sta voce. A così posso cantare pure io. Con questa voce posso cantare pure io. Non ho capito perché questa non è voce. Perché con questa voce vanno cantare tutto quanto. No, sentiamo a te. No? Io, Don Domenico? Carità, tenga facciato stechisto, io. Una cosa qualunque, siamo fra di noi. Vabbè, un accenno, però. Monastere Santa Chiara, tengo cuore scuro scuro. Ma Perché ogni sera pensa a Napoli con me. State zitti che è meglio, abbiate pazienza. Questo che state emozionati, si capisce che state emozionati. Questo che è? Tre napolitani che non sanno cantare. Ah, ma tu qua pressione, te ne sì, chi non difetto c'è sta? Ah, ma volete solo voi si Sei capace e torno che in faccia, guarda. allora vado a ricercare, c'è stato di fede. Buonasera, mamma. Buonasera mamma. Buonasera, auguri. Ah, buonasera, qui state là. E sai perché fa un difetto? Perché ogni volta che hai in mano l'ubiezza e stoppa, ce la facci sempre un vestitiello per la pizzerella tua. Guarda. Io già ci capitai. Ah, però te stai la pizzerella tua, con un vestito fatto con la stessa stoffa del vestito mio. E questo non è da ridere. Ma sto a fare. Oppi! Ah, ma non sacrifica mai il cliente. E non si arriva a uscire. Sei così bello, ma pari da sposa. Ma come aveva visto il vestito? Non devi a rubare roba, hai capito? E così mi facete via cosa. Allora rifacciamo Mario. E sapevamo la notizia, se mi è rimasta tanta roba. Se non mi dai a parlare un momento. Madonna, mi sti scarpe come mi fanno male. Ti fanno male, te le cambi, te ne mettono a tu qua. Ah, come hai visto? Teresi, voi se ve ne andate ci fate piacere. E come no, mo me ne vado. Tanti auguri e buona fortuna. Ma come avevo finito? Poi voi andate Catherine o salotto, ci stanno compare a compare, ci facete pochi compagni, gli offrite da bere, fate gli onori di casa. Vabbè. Rosalia, accompagnatela. Subito. Aiuto, hai sbagliato professione, dovevi cantare al San Carlo. Capito? Ma state zitti, cammina la parte di Come stai bello, finalmente? Sei tornato una volta figliolo. E se fosse tranquillo, se fosse sereno, ti dicevi che tu puoi far perdere ancora la capa no? Speriamo che non manca niente. Oggi sono stata così stunata. E invece non sto sereno e non sto tranquillo. Ecco, può stare tranquillo. Uno può fare affidamento solo su Lucia. Rosalia e Alfredo sono due vecchi. Non cagna discorso, finalmente. Non cagna discorso che tu stai pensando quello che sto pensando io. E sta serenità, sta tranquillità mi ha portato solo, finalmente. Io? Tu hai visto che hai fatto quello che hai voluto. Dopo l'annullamento del matrimonio sono stati io che ti sono venuto a chiamare, non una ma 100 volte, perché mi facevi dicere che non gestito. Sono stati io che sono venuto a te e ti ho detto, Filomena, scusandoci. E stasera ci scusiamo. E sei felice, almeno credo. Come no? E mi fa stare felice pure a me. Aspetta, stiamo a sentire. Hai visto quante volte in questi ultimi mesi ho cercato di parlarti e non ci sono riuscito. Ho tentato con tutte le mie forze di vincere questo senso di pudore e me ne è mancato il coraggio. Capisco che l'argomento è delicato e fa male a me stesso di metterti di fronte all'imbarazzo delle risposte. Ma noi ci abbiamo scusato. Tra poco ci troviamo addenunziati innanzi a Dio, e non come due giovani che ci si sono trovati per aver scambiato per amore un sentimento che forse si poteva soddisfare e esaurire nel più semplice e naturale dei modi. Prima noi la vita nostra l'abbiamo campata. Io tengo 52 anni passati e tu mi dici 48. Due coscienze formate con il dovere di comprendere con crudezza e fino in fondo il loro gesto e di affrontarlo assumendone in pieno tutta la responsabilità. Tu sai perché mi sposo, io no.
Io saccio solamente che ti sposo perché mi merito che uno e che gli 3 è figli a me. Ah, solo per questo? No, perché ti voglio bene. Stiamo insieme a 25 anni e 25 anni rappresentano una vita, ricordi, nostalgie, vite in comune. Ho capito da me stesso che mi sarei trovato sbandato. E poi perché ci credo. Certe cose si sentono e io le sento. Lo conosco, figlio mio, perciò ti sto parlando così. Io a notte non dormo. Su 10 mesi che la sera ti ricordo che io non riposo più, non trovo più pace. Prima io non mangio, non dormo, non mi spasso, non campo. Tu non sai il tuo cuore che tengo. Una cosa che mi ferma un respiro. Io faccio così e un respiro mi si ferma qua. E tu non mi puoi fare campare così. Tu tieni cuore, sei una femmina che ha campato, che capisce e mi ha visto volere pure un po' che bene. Non mi può fare campare così. Ti ricordi, figlio mio, quando mi dicesti non giurare? E non giurare. E allora da pozza cercare l'amore. E ti cerco come tu, ad un'occhiata in terra, passando la veste in mano. Rimello, figlio mio, rimmi che è figlia, ma o sangue mia, la carne mia. E me la dice. Me la dice per te stessa, per non dare l'impressione che mi stai facendo un ricatto. Io ti sposo stesso. T'ho giuro. O vuoi sapere, E io te lo dico. A me mi basta che ti dica, tuo figlio è chi là. Allora tu che fai? Cercherai di portartelo sempre appresso. Troverai tutti i modi per dare più soldi all'Is che al lati due. È giusto. E allora? E allora aiuto. Sì, aiutalo perché te ne pure bisogno. Te ne 4 hai più. L'operaio. L'idraulica, come dice Rosalia. L'idraulica? È un bravo ragazzo, di buona salute, che si è tanguaiato così a Brescia. Poi con quella potochella che può guadagnare. Anche quella comunque è un'arte. Basterebbe un piccolo capitale, si ingrandisce un poco. Si fa gli operai suoi, lui fa da padrone. Si ingrandisce macchinari più moderni. Più moderni. Guarda, proprio l'operaio, l'idraulico. Cioè, quello ammogliato, quello più bisognoso. È una mamma che ha da fare. Deve cercare di aiutare il più debole. Ma tu non ci hai creduto. Tu sei furba, tu. È Riccardo, commerciante. Il camiciaio? No, Umberto, scrittore. Ancora prima non mi mettere che in spalla faccio pure fino all'ultimo. Siendomi buono, Domenico. Siendomi buono e poi non ci torniamo più indietro. Io ti ho voluto bene con tutte le forze la vita mia. Agli occhi miei tu erano Dio. E ancora ti voglio bene, guarda, forse te ne voglio più e prima. Ah, Maronna, Domenico, che hai fatto? Che hai fatto, Domenico? Hai voluto soffrire a forza. Il Padre Eterno ti aveva dato tutto per essere felice. Presenza, salute, denaro. A me che per non ti danno dolore, ma sarei stata zitta e non avessi parlato manco un buon de morte. E tu saresti stato un benefattore che aveva fatto bene a 3 povere disgraziate. Non mi domandare più, Domenico, perché non te lo dico, non te posso dicere. E tu devi essere un galantuomo, ma non domandarmelo mai, perché va bene che te voglio, Domenico, in un momento di debolezza, e sarebbe la nostra rovina. Ma non ne hai visto che appena da givitto con i figli tuoi era l'idraulico, subito ha cominciato a pensare ai negozi, ai soldi, all'interesse, al capitale. E per forza, perché tu ti preoccupi e inizi a pensare che non sono che miei. E perché non ci posso dire che io sono copata? E là di dove sono, l'inferno! Tu capisci che l'interesse li metterebbe l'uno contro l'altro. Non sono 3 guaglioni, sono 3 uomini. E sarebbero capaci di s'accidere tra di loro. L'interesse li metterebbe l'uno contro l'altro. Domenico, non pensa a te, non pensa a me, pensiamo a loro. Noi, bene, dei figli ce l'hanno perduti. I figli sono belli quando e tieni in te braccia, che stanno malamente e ti danno preoccupazione perché non ti sanno dire quello che si sentono. O quando ti corrono a vicino che braccella aperte e ti chiamano papà.
O quando è venuto a tornare a scuola con quell'immanello freddo freddo, una silla rossa rossa e ti cerca una bella cosa. Ma quando sono grossa, quando sono uomo, o sono figlio tutto quanto sono amici. Lui, tu stai ancora a tempo. Io male non te ne voglio. Lasciamo stare cose come stanno e ognuno va a strada sua. È venuto il ricco sacerdote. Mamma, eccoci pronte. Lasciamo stare le cose come stanno, Filomena. E ognuno va a strada sua. Io vi devo parlare. Sono un galantuomo e non mi sento di ingannarvi. State massuti. Sì, papà. Grazie. Voi non sapete che piacere non mi avete fatto. Ecco, quando due si sposano di solito è il padre che accompagna la sposa all'altare. Che i genitori non ce ne stanno solamente i figli. E allora vuol dire che due accompagneranno la sposa e uno accompagna lo sposo. Ah, mamma, accompagniamo noi. Andiamo. Vieni. Uè, Mamma. ma che ore sono? Mamma, mancano 5 minuti alle 6. Rosalì! Non vi preoccupate, lei sei precisa, da piccine cannella danza che la bella parola. E allora andiamo. Andiamo. Andiamo, aiutiamo. Stanno parecchio. Andiamo, mamma, andiamo. Andiamo a accompagnare. Mamma mia, come sono stanca. Adesso mi è andata a riposare. Io pure me la c'è perché domani mattina vengo alla bottega. Auguri, figlia mia bella, che figlio mi può essere. Rosalì, un bicchiere d'acqua. Subito, signore. Ah, è stata proprio una bella funzione, Bellissimo. Aspettate, mamma, riposare. Grazie. Ecco qua. Niente festa, niente banchetto, ma una bottiglia in famiglia ce la dobbiamo bere. Luci, piglia il bicchiere, va. Eccola qua. Vai. Vai, piglia il bicchiere, questa qua ci accompagnerà a dormire. Ecco qua, vai. Prendi il bicchiere, ci invece un bello brindisi che almeno questo. Ecco qua. E chiamate pure là, da Rossano, Rosalì, Alfredo, da Rossano. Eccoci presenti. Ecco qua. Ecco l'acqua. L'acqua, che mi fa con l'acqua? L'acqua. La signora. La signora, dice la signora che l'acqua di questa serata è malaura. Sì, viva Filomena, bevete, tutto qua. Alfredo amoroso, sì. Ma ricorda Alfredo quando i cavalli nostri correvano? Per dinci. Ma si sono fermati. Si fermavano tanto tempo fa, io non lo volevo credere. E nella fantasia mia voleva ancora correre. Ma poi ci capite che si erano fermati a un sacco di tempo. Vanno a correre questi cavalli qua, Allora, sì. a correre questi cavalli che sono giovani, sono puliti di sangue. Che figura faccia prima se volessimo far correre ancora i cavalli nostri. Ci faccia rimanere in faccia, Alfredo. A salute! Salute, mamma. I figli sono figli e sono provvidenza. E sempre, in una famiglia quando ce ne stanno 3 o 4, il padre ha un occhio di riguardo, diciamo, una cosa particolare per uno di loro. O perché è più brutolino, o perché è malato, o perché è più zissi, più capuzzillo. E gli altri figli non se l'hanno a male, lo trovano giusto. È quasi un diritto del padre. Questo nella nostra famiglia non è potuto accadere perché si è unito troppo tardi. E forse è meglio. Vuol dire che quel bene che io avevo il diritto di volere a uno dei miei figli, lo divido fra tutti e 3. Auguri. Voi la
domani ve ne venite a mangiare qua, Grazie. Però poi ce ne andiamo, perché mamma è stanca e si vuole andare a riposare. Ma andate per riposare, noi ce ne andiamo. Ci vediamo domani a pranzo. Mi raccomando, è creatura. Senz'altro. Mamma, arrivederci. Domani. Andiamo. Norma buona. Buonasera papà. Andate, mi raccomando, domani qua preciso, puntuale. Sì. Buonanotte, papà. Di nuovo? E anche andatemi un bacio, che si veniva da così. Nemmeno un bacio. Buonanotte, ma mi raccomando, porti le creature. Senz'altro. Domani. Buonasera. Buonanotte. Maronna, che stanchezza. Io proprio tutto mo, ma sento sta stanchezza. E si capisce, tutta la giornata all'impiedi, poi l'emozione, i preparativi della giornata. Amo di essere calma, di essere tranquillo, di riposare. Poi è pure una bella serata. Che è stato, Filomeno? Non mi sto chiagnendo. E quanto è bello chiagnere. E niente. E corruto, Filomeno, corruto. Ti sei messo a paura. Sei caruto, ti sei alzato, ti sei arrampicato. E pensate, Filomeno. E ho pensato stanco. Ma poi ti stare tranquillo, non ne a correre più. Non ne a pensare più. I figli sono figlie. E sono tutto quanto uguali. Hai ragione, Filomeno. Hai ragione tu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché non ti va, non parlami d'amore, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi brillano, e a me il sogno brillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Mi giuro offri una bella e maggiore sogni si perde il cuore ma che mi importa se il mondo si burla di me meglio nel gordo troppo non sta sempre con me. Grazie. Devo fare dei ringraziamenti, doverosi ringraziamenti a tutti. L'altra.
Era doveroso un omaggio alle signore, l'avrei voluto fare a tutte quelle sale. Chiamiamo anche l'altra femminuccia che sta dietro le quinte, Valeria Corbelli, che ci ha truccato e acconciati per le Valeria. Eccola là. Veloce. Perdonatemi se vi trattengo altri 2 minuti. Devo ringraziare tutti quanti, prima di tutto voi che siete stati così attenti grazie a tutti voi. E poi tutti quelli che sono dietro di noi, dietro le quinte, che non compaiono in scena ma lavorano forse anche più di noi. Intendo dire gli scenografi, gli assistenti, i fonici, tecnico luci, audio, Peppe Di Donna, Gennaro Ferrara, i fotografo Daniele Maraniello e Giovanna Colonna che vi presento, Andrea al sipario, direttore di scena, e tutti quanti quelli che lavorano con noi. Voglio ringraziare anche gli sponsor che ci hanno sostenuto in questa nostra impresa, non li elenco tutti quanti perché sono tantissimi, ci vorrebbe una giornata. E inoltre voglio fare un ringraziamento e una precisazione. Questa sera con noi ci doveva essere un attore in uno dei ruoli di questa commedia, che era Ciro Cardillo, che purtroppo per un'improvvisa malattia, un'influenza, una bronchite, non è potuto stare con noi. Gli facciamo un augurio, un in bocca al lupo, un applauso. E facciamo un applauso anche a chi con grande coraggio e con grande professionalità l'ha sostituito nel ruolo, vi assicuro, in 1 giorno e mezzo, non di più. Riccardo Dedato.